Siamo con Elia San Martin, campione vicentino del Supermotard. Oggi un bel allenamento qui a Peschiera di Muzzi con la motocross, la tua prima grande passione. Una domenica bene a metà, un buon secondo posto nella prima manche, nella seconda invece dopo un gran recupero da terzo a secondo ti è morta la moto e ti sei dovuto accontentare di un terzo posto. Purtroppo ho fatto un errore da asino all'ultimo giro e vabbè dai, ci sta comunque. Oggi il caldo si è fatto sentire. Per l'allenamento, sotto il punto di vista dell'allenamento è stato ottimo e ci tengo sempre a essere presente nelle gare che organizza il mio motoclub, perché creano delle piste e delle gare veramente divertenti, belle, allenanti e oggi ci tenevo veramente tanto a essere qua. È uscita una buona domenica, infine, anche perché il motocross lo uso per allenamento e comunque schierarmi con piloti del calibro di Fabrizio Dini, Francesco e tutti i piloti comunque che nel Veneto vanno forte tutte le domeniche su tutte le piste di motocross, per me comunque è stato anche un buon risultato. Dai, peccato solo quell'errorino dell'ultimo giro che ho fatto spegnere la moto, anzi fortunatamente l'ho fatta ripartire subito, se no mi fregava anche Fabrizio. Sicuramente la moto l'hai fatta ripartire grazie alla tua ragazza, la Chiara Fontanesi. Una parola sulla Chiara, che il prossimo fine settimana va a giocarsi il quarto titolo mondiale, sta inseguendo il primo posto, soltanto 2 punti, tu sarai al suo fianco, c'è voglia di portare a Parma e anche un po' a Chiampo un titolo mondiale di motocross femminile. Certo, da praticamente marzo stiamo convivendo a Chiampo e è anche un po' una nostra soddisfazione da vicentini, tra virgolette, adesso. No, sì, si sta preparando veramente tanto bene per questa ultima prova Loget. Poi le gare si vince e si perde, speriamo che vada tutto secondo i piani e per quel che si merita, che lei comunque c'è stato quel problema in Inghilterra, tra l'altro l'unica gara che non ci sono andato io, che è caduta e purtroppo ha fatto un mezzo passo falso e ha rimontato un sacco di punti nelle ultime 2 gare dalla Livia all'Anselot fino ad arrivare a 2 punti e adesso se la gioca praticamente l'ultima manche, vediamo un po'. Comunque ce la giocheremo in Repubblica Ceca, in poche parole. Sicuramente tutti quanti tifare per Chiara Fontanesi. Domenica in Repubblica Ceca va a giocarsi il quarto titolo mondiale di motocross.